Buonasera a tutti, longhe cutte, stionno, mi insegno come si fanno i melangiani a famiggiana. Intanto da accattare due melangiani rosse, belle rosse, ed in casa, ci levate scotch, le lavate, tagliate belle fettine, pigliate la pareggia tanta, mettete da rintra belli laghe, sale abbondante, inghittere occhio e le facete fitte, facete un poco che c'è il sugo, c'è tutto che c'è copiato e rimenate, pigliate la pareggia, c'è tutti melangiane, un solo melangiane, un solo salsa che c'è copiato, pigliate pesciotto, pezzuta a pezzuta tagliate, c'è tutti in capo, famiggiana abbondante, sottiletta, tutto il motivo di formaggio che ti capite, va, cocconzola, spizzero, asiago, emenda, ricotta, fisca, c'è da mettere, nel solo melangiani ci mettete, ci dite la salsa copiato, nel solo formaggio ci mettete, sottilette, pesciotto, un salame, l'uova, ustole, a salsiccia ci mettete, a salsiccia c'è da mettere bella fisca e bella rossa e la tagliate bella fettine e ci mettete in capo perché a tutti piace e poi la salsiccia si può mettere in mucca, mangiarla è buona, quando la salsiccia è già bella a tutti piace, pure a me mi piace, perciò ci mettete e poi ci in capo la salsiccia, a così la salsiccia è bella cuponata, mezz'ora avete aspettare, picchiate la tiglia, mettete in forno. Dopo mezz'ora picchia la scina, zazzate un po', vivi un poco com'è. E vedete com'è? È che già buono. Io amo queste cose, mangiate cose buone, cose genuine. So come dice Maria che c'è di Trapani. Cose che dico Maria di Trapani. Perché ho cucina all'antica, originale e genuina. Pistiamo di cucchisso, poi alla prossima, un'altra cosa mi dico. Buon appetito e buon pranzo, buona cena. Mi voglio bene. Seguitemi e mi fanno un bacione. Ciao Maria.